Continua a far danni l'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto. Per quanto riguarda l'area clodiense, Cabianca accusa l'ennesimo allagamento del suo abitato. Il presidente del comitato civico, Davide Tiozzo, ha chiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale per porre rimedio all'annoso problema, dovuto spesso al blocco delle pompe di sollevamento delle acque meteoriche, in funzione da diversi anni. I cittadini di Cabianca e Capasqua chiedono periodicità nei controlli di efficienza, verifiche dell'inadeguatezza dell'attuale sistema di prosciugamento, aggiornare l'impianto anche in caso di carenze nell'energia elettrica e in ottemperanza al recente piano delle acque. A Valli, invece, da venerdì sera è stato chiuso al transito sul ponte delle Trezze, dato l'aggravarsi delle condizioni statiche, dal momento che spesso viene utilizzato per le deviazioni su via 16 Laghi in caso di incidenti lungo la Romea. Anche in laguna gli effetti del forte vento di tramontana e di bola, ampiamente previsto, si sono fatti sentire. La Romano P, ex Allibo Adriatica, ha rotto gli ormeggi alla catena di prua, spostando il suo asse che sarà riassestato dagli operai dopo il maltempo. Tempo fa le altre chiatte dello stesso comparto, alla deriva durante un'altra burrasca, erano andate a infrangersi contro il ponte translagunare tra Chioggia e Valli. Il vento stamane è peraltro aumentato. Attorno alle ore 9:30 veniva segnalato a forza 3 a ridosso del mare, rendendo difficile la navigazione anche ai vaporetti di linea 11 verso Pellestrina. In Canalvena, intanto, alcuni bidoni per la raccolta differenziata sono stati sbalzati dalla bora nelle calli e condotti fino oltre la riva, tanto che c'è stato chi, con grande senso civico, ha sfidato le folate e la pioggia per dare il buon esempio e andarli a recuperare a terra. Nonostante questa situazione, ci sono anche buone notizie e arrivano dall'ospedale, che ieri non ha mai interrotto le proprie attività, nonostante l'acquazzone abbia interessato, attorno alle ore 13:30 di sabato, l'ingresso alle zone limitrofe, provocando un parziale allagamento. Ma i tecnici, gli operatori e i sanitari sono immediatamente intervenuti, limitando al massimo i disagi e riportando la situazione alla normalità in meno di un'ora, senza conseguenze di alcun genere per i pazienti e per le strutture. Non vengono segnalati interventi notturni da parte delle squadre di vigili del fuoco, anche se ancora non si conosce il quadro della possibile erosione del litorale di Isola Verde, non nuovo episodi del genere, proprio mentre sta avvenendo il ripascimento di sabbia per l'estate. La Regione Veneto inverte la rotta per la drammatica carenza di medici e di personale negli ospedali del territorio. Nei giorni scorsi aveva fatto notizia il richiamo in servizio di professionisti già andati in pensione per far fronte alle emergenze occupazionali. Ieri l'assessora regionale Emanuela Lanzarin ha annunciato la conclusione della prima tranche di concorsi per 294 posti destinati al personale medico, mentre tra maggio e giugno scadranno gli altri esami per ulteriori 411 slot da coprire. Un totale di oltre 700 dottori rispetto al fabbisogno di 1300. Per quanto concerne gli altri sanitari, tra OS, infermieri e tecnici di laboratorio, l'ente conta di assumere 400 dipendenti, a fronte di ben 20.000 domande ricevute. L'assessora Lanzarin ha confermato che la Regione sta valutando anche le convenzioni con università straniere, ma solo quale extrema ratio dopo aver valorizzato le risorse in loco. Ai concorsi per i medici partecipano comunque in pochi, tanto da avere difficoltà nel formare graduatorie capienti. I nuovi sviluppi occupazionali, dei trattamenti economici per i neoassunti e la programmazione in corso per il futuro saranno esplicitati domani mattina in una conferenza alla sede centrale della ULSS 3 Serenissima in via Don Tosato a Mestre. Una stagione in 90 minuti. La Clodiense Chioggia Sottomarina si gioca oggi allo stadio Zugni Tauro di Feltre le proprie chance di salvezza diretta nel campionato di Serie D, senza passare dal gioco dei play-out. Di fronte avrà una squadra forte, che solo domenica scorsa ha perso il treno per la promozione nel discusso finale di Levico, ma anche i risultati dagli altri 6 campi dove sono impegnate le rivali di classifica. Con una vittoria la salvezza è certa, con un pareggio quasi. Dipenderà anche dallo stesso Levico impegnato in Adria. Non saranno della partita gli squalificati a Campora e Baccolo. Il tecnico Vittadello dovrà rinunciare parzialmente agli acciaccati 5 e Nappello, inizialmente in panchina. Apprensione per le condizioni meteo.
con pioggia, vento e temperature in ribasso sotto le Dolomiti. Diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale dalle ore 15 alla pagina Facebook Clodiense Fan Club. È stata convocata per martedì 7 maggio dalle ore 9 la seduta del Consiglio Comunale di Chioggia, che verterà su 8 argomenti all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione del rendiconto per la gestione dell'esercizio 2018 e la variazione di bilancio necessaria a coprire i lavori di somma urgenza a Palazzo Granaio, saranno approvati i regolamenti della Sagra del Pesce e di Polizia Urbana per la civile convivenza, prima di dare spazio alle mozioni delle minoranze, aventi a tema le vasche di acquacoltura adiacenti alla Romea, la sistemazione della strada stessa e le consulenze esterne in materia di urbanistica e lavori pubblici. Amici carissimi Meteo Azzurra e Meteo Brollo, si fa per dire una buona domenica a tutti voi. Dunque siamo entrati nel clou del maltempo ampiamente previsto nei giorni scorsi, una portata storica si è detto, sì, in effetti tutta questa colata di aria fredda che è entrata questa notte nella Valle del Rodano, e ne abbiamo visto gli effetti, sarà dirompente per buona parte della giornata e ne avremo ovviamente almeno fino alle fasi conclusive della stessa. Il tutto sarà caratterizzato da una accesa vorticosità, da temporali piuttosto frequenti un po' ovunque, quantitativi abbastanza ingenti di pioggia e specialmente anche tanta neve a quote veramente interessanti, tanto che sta già nevicando tra i 500 e i 600 metri. Quindi massima attenzione un po' ovunque, ovviamente inutile dirlo, da scongiurare qualsiasi ovviamente avventura esterna oggi, perché comunque la bora continuerà ancora per le prossime 6-7 ore così forte e poi lentamente questa sera si disporrà dai quadranti da nord-est ovviamente in maniera molto più tranquilla. Questo minimo depressionario che si è portato sul Golfo Ligure trasmigherà verso sud-est andando poi a impattare nell'Adriatico e lentamente libererà i cieli entro questa notte, portando un miglioramento effettivo nelle prime ore di domani. Ovviamente la sensazione che abbiamo tutti è di freddo intenso, come se fossimo in pieno inverno. La cosa naturalmente non è anomala, ma visto e considerato il periodo che stiamo vivendo è sicuramente di portata eccezionale. Quindi tanta pioggia che sta recando ovviamente da qualche parte qualche problema, naturalmente qualche allagamento qua e là è già segnalato, ma la situazione dovrà essere monitorata almeno fino alle 3 del pomeriggio. Quindi ancora bora forte, ancora vento, ancora tanta pioggia almeno fino a questa sera. Poi lentamente a domani migliorerà leggermente, ma sicuramente non abbiamo di fronte nessuna alta pressione che ci darà tempo stabile per i prossimi giorni. Con questo vi saluto, se avremo delle novità ci sintonizzeremo con voi di nuovo. Ciao a tutti!